Una città smart è anche una città che sa ottimizzare i propri consumi energetici ottenendo la massima efficienza dagli impianti di riscaldamento e di condizionamento climatico, ovvero il massimo beneficio per le persone, riscaldamento, acqua calda, refrigerazione, con il minimo consumo energetico e il minimo inquinamento dell'atmosfera. Si chiamano politiche energetiche e Città Metropolitana di Genova ne ha la responsabilità per quel che riguarda l'area vasta genovese. Ed è stata proprio Città Metropolitana a coinvolgere i comuni del proprio territorio, in tutto 26, in un progetto di sostenibilità energetica promosso dal Comune di Genova e che gode di un finanziamento di 1,3 milioni di euro dalla Banca Europea degli Investimenti per quel che riguarda la progettazione. Il progetto si chiama Genius e prevede investimenti in efficientamento energetico per 40 milioni di euro, di cui 21 per interventi a Genova, 12 per interventi nei comuni extra capoluogo e 6 per interventi su edifici scolastici di proprietà di Città Metropolitana. Gli interventi riguardano i sistemi di illuminazione pubblica, gli impianti termici e i sistemi di coibentazione. Il risparmio energetico pagherà le spese dell'adeguamento degli impianti, sia essi luminosi sia di riscaldamento con il sistema delle biomasse, nonché in parte marginale con il cambio degli infissi. Sicuramente per la città metropolitana è importante perché interviene sulle scuole, ma è importante soprattutto il ruolo della città metropolitana nel coordinare i vari comuni per partecipare a un progetto così ampio che arriva a 40 milioni di euro che nessun piccolo comune, anche di media dimensione come potrebbe essere un comune come Reco, potrebbe mai pensare di aderire.